Grazie, saluti a tutti e benvenuti a questa edizione di Trasardo e Profano. Sei a state 8 edizioni, sì, sta di Occanno. Come ti scese su festival che ha concordato Assozio Simponia, è un festival che va a togliere questa musica sarda con questa musica del suo mondo. Ogni anno a proillante artisti di tutto il mondo, che ci teniamo su Basco, su il programma che è lungo e ricco, e gente di ogni parte d'Europa. Tocca da fare, commenta sempre, tutti i ringraziamenti a Assozio Simponio, Casa Sardi, che è sul luogo che si sta ospitando Oivuru, che è uno spazio, un luogo importante per la comunità di De Virri e non scetti De Virri. Sa Fondazione Sardigna, su Comune Castello, sa Regione Sarda e tutto su staff di Simponia, Orietta, Carolina, Stefano, Enrico, Jonathan, insomma, e tutto s'altro. A noi sa verità di essere cominciato a risero sul festival, con un'anteprima in Isarrugas De Virri e con il laboratorio di costumeria. Voi te impari a serata che io sa fai ogni attivo 10 disi o canno a me rifa io uso il laboratorio su de ballo, de canto, insomma tocca da castigare sul programma ragazzai nei canali social de Simponia poi tornare funti 10 disi dunque è lungo e ricco e c'ha di non c'ha comando de cosa però si associa Simponia e fendi vainas de brofetto de Zannai a Tottanno con il discorso de ballo de Cristiano Cani insomma con seradas, attopius, insomma, fino a del libro, su, o canno di fatti sì. E ho spinnegavo a pari un'altra rassegna che concordavo Simponia, che è Librus, e le so fare che anche una presentata del libro puro a intro del suo programma. I ospiti di oggi incominciamo con ospiti strangi, su quindi bene idee su Aisu Bascu, con un progetto che si chiama da Emari, funti questo spicciocco che funti a Palamiesa si legge scelte su nomani poi devo scara non di cristiano funti difficili si nomani a toccare se piegare questa cosa a mano che non c'è più bruso tra poco tocca da proiettare su muro poi è troppo picchetto Teresa, Amaya, Izia che è questa picciocca accanto a mia Manesh e Leire Santa Sonai è una musica che sta reginata in sa musica basca ma non è proprio una musica tradizionale spazia da Nareusu, quindi che andiamo a pari altra musica, però sul progetto si presenta da Izzi che ha fatto questo Erasmus in noi, dunque schistiamo a pago italiano, perché se Euskara e mala comprendi. Vero ci presenti un po' il progetto? Come ti sei esposta con Susardo? No, in realtà noi presenteremo il gruppo ogni pezzo, sì, quindi preferiamo di incominciare. Hanno iniziato in autonomia, ci vediamo tra 5 minuti, poi partius. Anda bene. Forse sì Jonathan o Picchini ti volenti vai uno saluto a nome del Assozio Simponia o una dei sorrisardisi dopo, hai fendimi aici Jonathan dopo. Sorrisardi si funti bregungiosa, si funti fuias, manda me. E iniziando a attaccare con sa musica, spaziesi. Buonasera a tutti e a tutte e grazie di esserci qui. Ivo ci ha presentati un po'. Noi siamo Emari e con questi suoni della cialaparta, questo strumento di legno
E questi versi, vi saluto in nome di tutto il gruppo. Emari vuol dire portata o corrente in basco, e come lui ha detto vi offriremo delle canzoni tradizionali arrangiate un po' diversamente. E inizieremo il nostro programma piano piano con una scioccadanza, un ballo cerimoniale del villaggio Alciasu. Questo qua si balla con le mani legate, in cerchio, molto lentamente, e si chiama pure il ballo del sindaco, perché il primo che apre il ballo fa delle figure e comanda un po' nel ballo. Quindi questo è il ballo del sindaco. continuazione suoneremo una vecchia canzone che racconta una storia curiosa di un uomo che trova la sua amata in mezzo alla strada, stesa per terra, apparentemente addormentata. Quando si avvicina per vedere se è viva, lei gli è stata addosso, senza lui voler, o così dice lui. Si è capito? Vabbè. Brava Maya. Condividiamo il lavoro.
tubo di accordare la chitarra diversamente. Più o meno. Adesso Teresa ci farà sentire uno strumento dei Paesi Baschi, l'alboca, che ha due ance singole battenti, cioè un doppio clarinetto, e ha le canne come le launedas, però sono due e sono invocate in un corno, cioè, e abbiamo anche un corno per fare uscire il suono, però si suona anche con la respirazione circolare e di solito questo strumento si suonava nei balli di montagna e di solito si accompagnava col tamburello, però oggi Leire suonerà il tamburo,
e vi offriranno due balli che si suonano accoppiati, la jota e la porrusalda. Adesso suoneremo un ballo dei Paesi Baschi Nord, cioè la parte francese, e un branle, un ballo con le mani legate, in cerchio, in senso antiorario, molto solenne, e
tradizionalmente si suona con quei strumenti lì. E la cirula, che è un flauto di 3 fori, e il giun giun, che è un tamburo a corde, che fa quella base armonica, e poi abbiamo arrangiato il pezzo per i nostri strumenti e ve lo suoniamo, il branle. Però prima devo accordare la chitarra di nuovo. Ah, scusate perché i pezzi di prima erano per ballare, però non abbiamo fatto in tempo di imparare quelli. Qualcuno nel gruppo si starà chiedendo, era una rignari simile però no.
Adesso suoneremo una canzone del paese Ituren che racconta la storia di un fabbro del Settecento che ha fuso la figura di un santo, San Cristobal, per farsi dei campanacci per il bestiame. Ha fuso la figura. Iturengo arotza erramuñoakin, aserre omen zaude zeren dugun jakin, santurik ez daiteke fiatu zurekin, San Cristobal urtuta joariak egin. Arotzak erran dio bere Andreari, urtu behar dinagu ekarran santori, gizona norazoa zekatu da hori, ez zionago erranen sekulan inori. Joakin, aserre omen zira zeren dudan jakin, konfesa zaitez ongi erretorarekin, ez dut ezker fiatu santuek zurekin. Bazarete, egoten alzarete, mendik aparte, baldin arotzoriek jakiten badute, joariek eiteko urtuko zaituzte. Aserre omen zaude zeren dugun jakin, santurik ez daiteke fiatu zurekin, San Cristobal urtuta joaliak egin. Grazie. Adesso vogliamo offrirvi una canzone a cappella senza microfoni. Si sente?
Non abbiamo spiegato quando si canta questo. È un canto di solstizio e si canta in cerchio, però al laboratorio non c'era tempo per fare anche questo. Adesso, lo so che abbiamo promesso che scenderemo a ballare Fandango e Arignarin, però suoneremo 3 volte Fandango e Arignarin, quindi questa prima fate voi in autonomia e vediamo cosa vi ricordate, ok? Venite avanti. No. Non vedo. Non avete capito. Alzate la mano, non vedo le mani, però alzate la mano quelli che sono venuti al laboratorio. C'è qualcuno? Sì, qualcuno sì. Ok. Suoneremo Fandango e Arignarin. Voi vedete se vi ricordate questi 3 passi, poi scenderemo con voi, per questa prima volta no, ok?
questo è il tempo reale dei balli. Ci uccidiamo se vi facciamo ballare così. E adesso suoneremo 2 marce accoppiate. Anche questo l'abbiamo ballato alla fine. Questo è un ballo molto partecipativo che coreograficamente non è niente. Ci teniamo le mani e diamo salti. E l'obiettivo è prendere la gente che è seduta e unirli al ballo. E poi si fanno i ponti. Vai, caracol. Come si dice caracol? La lumaca, esatto. Poi così e poi... Suoneremo 2 marce, se volete ballare non è difficile, quelli che hanno fatto il laboratorio lo sanno fare. Adesso, in seguito, suoneremo una canzone che è stata raccolta da un folclorista spagnolo, Manuel García Matos, negli anni 40, nel dopoguerra, nella dittatura. E non vi diciamo che tipo di canzone è perché lo indovinerete sicuro. Txikitsu beta polile, ez egin lorik bat.
Cosa era? Brava. Ninna nanna, aninnia. Lo vuol dire dorme. Adesso dobbiamo dinamizzare. Bagnanorca ci goda. Vai, uguale vai. Questo è il sorzico di Lanz, quello del carnevale. Ce la fate senza di noi? C'era il passo semplice e il passo complicato. Ok, Teresa vi aiuta, però poi sale di nuovo. Venite qui davanti. Segui. Questa che sortica mai? Bravi! Ballerini! Questo è un pezzo, è un ballo che si interpreta nel villaggio di Lanz, nella provincia di Navarra, al carnevale. Di solito lo ballano dei personaggi in costume, però oggigiorno si è talmente diffuso che si balla in tutte le feste di tutti i paesi. Inizia con un piccolo vals e poi c'è un sorzico che ha 2 passi e iniziamo con quello più complicato. Voi mi capite? Ok. Il sorzico di Lanz.
Un aplauso. Aupa, Teresa. ¿Cosa? Ok. Kenduko dugu odolaren boza, agian. Oso luzea dela. Kaskarota eta ostaler sasak artikutza eta aurrezkoa? Bai. Vale. Ok. Zuk aurrezu... Bai. Es que dago denbora, Torniamo nei Paesi Baschi Nord, una parte francese. E adesso Izzy suonerà quello che noi chiamiamo Sarrabetea, cioè la gironda. Questo è un strumento a corde che suona facendo girare una manovella alle corde di budello. Potrete vedere anche questo nella mostra questo fine di settimana. Adesso vi canteremo due balli, Cascarota che è Ostalersak. Aupa, Teresa. Kaskarotek badakite trinkun-trankun egiten. Trinkun-trankun egin eta oiaskoen ebazten. Piarretun, piarretun, pairum, pairum, piarretun. Piarretun, piarretun, pairum, pairum, piarretun. Kaskarotak erosi du lausosetan ogia. Lagunari saldu dio bososetan erdia. Piarretun, piarretun, pairum, pairum, piarretun. Piarretun, piarretun, pairum, pairum, piarretun. Ostalersa begina barra zumbana duzu ardua. Batian bosna bestian seia idok ezazu butia. Batian bosna bestian seia idok ezazu butia. Bada bosna, bada seia, idok ezazu butia. Aspaldian desirnian atxeste zure ardua. Bada bosna, bada seia, idok ezazu butia. Aspaldian desirnian atxeste zure ardua.
Ok, perché dobbiamo finire. Suoneremo il fandango e la rignarin che abbiamo imparato questo pomeriggio e vi aiuterà Leire. Non vi preoccupate, suoniamo un po' più lento del solito. Grazie. Sì, come no. Prest, Vai, Manish? prest. Bravi. E suoniamo l'ultima, costretti. Per salutarvi vi suoneremo il saluto, agurra, è una danza cerimoniale molto diffusa da noi, si fa in qualsiasi evento importante, davanti a un sindaco, in un matrimonio, in un funerale, quando qualcuno parte. Nei momenti importanti si balla l'agurra. E questo, vi salutiamo con questo ultimo pezzo.
grazie per averci invitati, un piacere, specialmente a Carol. Grazie. Non accudevo se ne fare un'altra. Grazie Sam, mi pare che adesso non ci bene su festival.
Siamo con Jonathan della Marianna, che è questa organizzazione che ha concordato questa edizione di Occanno, sa di 8, un traguardo importante, mi sono posto questa camisa pure, più da questo traguardo. Contasi un pochettino del suo programma di Occanno, di questi 8 anni di Vaina bella. Buonasera a tutti, grazie, se fai piacere proprio meta a meta che la prima dia di Occanno puro è prenegente, insomma, se fai piacere di avere. Il ringraziamento su Dusasi fatto, insomma, ma a me mi piace di a ringraziare a tutta questa gente che antibadavo, antascoltavo, e tutta questa musica che Occanno più buoni può cominciare su festival. Con i baschi, Occanno è carico. A Enrico da Ponau, chi l'ho preso a 20ª edizione, non basta da due locandine, se vostra sappare. Occanno è carico, io su, insomma, Ponai, i bascos, i schianta suonare i grasi, Cristos con Beppe, gli hanno fatto questa musica modale, Ponai, e nasce ahí, ci funti contatto su. Quindi puntiegnos a Forza grazie a Carolina. Carolina ha conosciuto Izzi quando fu di noi, come ti ha conosciuto altra gente in meta, e ha conosciuto pure Cristos con Barbas che tornai sono antagrasi, quindi nasce in Taici questa cosa. Noi sicuramente si piace a intendere cosa nuova. Il basco sono mancante, questa Spagna io sono girato abbastanza, no? In 8 anni ho girato cose a meta e ho cominciato con Alfonso di questa Spagna, che poi non sei se manco distante in meta di Issus, no? 1000 chilometri, funti vicini, de Burgos ai cui funti vicini, e insomma questa lista è lunga. Come tasinau da cattasi in tutti i canali, in tutti i social, in tutti i birri. E ho cominciato ai zero, se piace un meta, ai zero se vegna, si è accuccata questa cosa, e io no, ma feo sante prima, come ti davvero, da che giravo su, partito su questa sede nostra è pago brusananti, Dio su zerriata s'apposentedo, praticamente accanto Enrico ha deciso di andare a vivi, ma sul luogo è talmente in mano che ci capivo tutto. E quindi fece le attività, sul corso di Leonidas, sul corso di ballo, guarda da noi, poi non si tocca, sul luogo cristiano, di gente in meta, quindi non ci capivo di avere. E altro laboratorio pure, insomma, 2 sapiri, fin in sul corso di Gustadisi, di Oia, su Sesi, di Mesella Damini, tenevo su, insomma, laboratorio e mostras. Passai a Sagattaia, Saposentedo, che è un luogo bello, insomma, Viesi, tutto su chi c'è. E poi, esatto, poi vai questa investurata, poi sta sul festival, dessa prima edizione è nasce proprio con Alfonso, che si è investurato musicalmente, con Elisa Marongiu, Fudi e Bruno Cammetta. Fu nasce i cui questa idea di Zighiri, ogni anno non ne ho stato mai un anno, questo lo devo tornare, questa cosa non ti precontavo prima, ma è quando mallai tutto questo Covid e ti fatto. Se fu da cuccata questa idea di fare intervistas o comunque di intervistare e di fare suonare amici e suonatori online, comunque grazie a questa collaborazione con gli ATV. Pure ho partito un verano. Poi, insomma, i spot si furono trovati, sono stati, e noi sui live, insomma, questa musica l'ho fatta a Santo Gregorio. Quindi noi io suonavo, sanno pure. Se io sull'ompo sono canno sotto avvedizione, sono contento sul meta, e poi investurai appunto i ospiti, in questo caso i bascos, con questa musica nostra, con questa musica tradizionale sarda, tenevo su una sonadora del Nuoro, già da conoscesi, chi non da conoscesi si nanta Valentina Chirra e Bregunggiosa.
Dai, grazie ancora. Insomma, chi chiacchierava su poi grazie, posti grazie, dai. Grazie a Jonathan, per detto questa cosa bella che si mandando innanzi con tutto sul gruppo, Enrico, Carolina, Alessio, questa parte tecnica, Magda, Stefano, insomma, tutti gli altri. Valentina e Bregunjosa non voglio questionare, però è Nucoresa, dei personaggi su Zonetta, Buttonisi, non c'è il repertorio dei piffè, tradizionali o... Tradizionali, ma spazia, sto pure, o... Bieusu, però c'è adesso una sorpresa, e c'è adesso in mezzo fino a Jonathan con Orietta a un certo punto, no, ci imbuccaisi. Da provauso, pronta Sesi su Alco, pronto esti? Pronta, iniziando, spasesi.
Grazie. Grazie a Vale. E grazie a Orietta pure.
E poi vai su una jam con tutti i suonatori che ti suonano oi, bascos, sardos. Dunque se potessi dire a Vaddai, ma che non minestroni? Fai mezzo basco, mezzo sardo, come ti sa cuccara? Caso trattato, tutto che volevo. Concordavo su palco e attaccavo. Spaziesi. Si che si spazianza. Jonathan della Marianna. Vai, vai. Vai. Nelle microragazze stanno solo una roba. ¿Vas a subir tú también? La siguiente, sí. Eta gero hurrengoa kantatzeko, gitarra utziko dut, jarriko nahi zure ondoan en plan Julio Iglesias. Sí. Bai, txau. Lo más va. Es que... Dantzatzen horrekin tesala. Sois unos cracks. Capitán. Capitán. Bai, Julia. Regaña a Chuli bat gehiago daukat. Zeinek? Claro, es que... Ez. Ez, oainik ez. Hau bai. Bai. Bai, bai. Si sente, bai. Bai, bai. Bai, 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 bai. Bai. Ok, empezamos, o sea, va a hacer tac, tac, tac y empezamos, ¿vale? Astotxo bat baneuko gonan zuriegaz, zermurana joteko gona gorriegaz. Bat biru lau balego eta balitz, bosei zazpi, alkarrekin dabil. Bat biru lau balego eta balitz, bosei zazpi, alkarrekin dabil. Altzapirri! Txingirrikin txinia, biardo mekea, txokolatez bete
ez beterik baneuko tripea. Bat, hiru, lau, balego eta balitz, gozei zazpi, alkarrekin dabil. Bat, hiru, lau, balego eta balitz, gozei zazpi, alkarrekin dabiltz. Kukuruku trukutu, ez neri ikutu, amagan barandago ikutiko gaitu. Bat, hiru, lau, balego eta balitz, gozei zazpi, alkarrekin dabil. Bat, hiru, lau, balego eta balitz, gozei zazpi, alkarrekin gabiltz. Baratzeko pikuak hiru txarten ditu, eskaputiltzaliak hankakarin ditu. Bat, hiru, lau, balego eta balitz, gozei zazpi, alkarrekin dabil. Bat, hiru, lau, balego eta balitz, gozei zazpi, alkarrekin dabil. Buruarinago, dantzano beto daki, arraiorran baino. Bat, hiru, lau, balego eta balitz, gozei zazpi, alkarrekin dabil. Bat, hiru, lau, balego eta balitz, gozei zazpi, alkarrekin dabil. Bat, hiru, lau, balego eta balitz, gozei zazpi, alkarrekin dabil. Bat, hiru, lau, balego eta balitz, gozei zazpi, alkarrekin dabil. Bravi! Sì, questo è una sorpresa. Attenti. Bella. Loreta ez landaren eskek hartu dute tokia, irauliaz mundu guztia, astindu azuste okerra. Deklaratua dute gerra, baina hori mundu beltza.
torniamo in là, rientrano anche loro. No, questo è todo il tempo a tre. No, Io l'ho buttata lì, ci abbiamo provato.